Ciao a tutti e benvenuti nel primo tutorial della TV del Salumificio Murro, dove vogliamo con voi condividere svariati modi di cucinare i nostri prodotti. Infatti un'altra cosa che vorrete, se volete farla, è di inviarci le vostre ricette, così poi noi le possiamo raccontare in questo piccolo spazio. Come primo prodotto ho scelto il cotechino, perché il cotechino è un prodotto che normalmente noi sardi consumiamo principalmente a Capodanno, la notte di San Silvestro, come buon augurio. In realtà è buonissimo per tutto l'inverno, è un piatto completo, in fin dei conti non è poi così tanto grasso nella ricetta che facciamo noi in Salumificio, perché abbiamo personalizzato questa ricetta, visto che lo facciamo in Sardegna, proprio per il gusto dei consumatori sardi. Praticamente la tradizione vuole che il cotechino perfetto, da quanto è grasso, dovrebbe stare attaccato al piatto, no? La fettina già cotta. Questo risulta un po' più delicato, forse facciamo un'offesa al cotechino di Modena, lo zampone, che tra l'altro sono denominazioni di origine protetta, sono buonissime, però vabbè, ognuno propone quello che ha. Questa è la confezione del nostro cotechino, che è anche già in qualche supermercato, e quest'anno grande news, dentro ogni confezione di cotechino ci mettiamo le lenticchie giganti di Riso di Sardegna. Riso della Sardegna è un'azienda sarda, è un'azienda leader nella produzione del riso qua in Sardegna, buonissimo, lo consumo da quando ero ragazzina. Non ho le lenticchie perché stiamo ancora aspettando la raccolta. Comunque quando avverrà questa raccolta delle lenticchie nuove verranno confezionate delle piccole bustine da 250 grammi, quindi una porzione assolutamente sufficiente per i 500 grammi del cotechino per fare un buonissimo contorno. Riso di Sardegna è della famiglia Puzzo. Tra l'altro saluto anche Gabriella, e adesso io vi faccio vedere. Potete aprire la confezione del cotechino in questo modo. Vi faccio notare che dietro ci sono tutte le informazioni nutrizionali e altri consigli d'uso. Io per questo tutorial vi spiego meglio questi qua, che cosa intendiamo dire con questa ricetta, e poi vi anticipo una ricetta che, se riusciamo, la faremo la prossima volta. Qui avete anche tutte le indicazioni del Salumificio, in maniera tale che, se volete chiedere informazioni, volete venire a visitarci, lo potrete fare. Ripeto, prodotto in Sardegna, eccolo qui. Allora, la confezione aperta del cotechino, troverete una bustina di questo tipo, una bustina in Friovac, può essere conservato in frigo anche fuori dal frigo, non c'è problema, e qua dentro c'è una porzione di circa 500 grammi di cotechino all'interno di un estratto di grasso che serve per proteggerlo, estratto che noi non mangeremo, salvo un piccolo cucchiaio per insaporire. Allora, se leggiamo come consigli d'uso, noi vi consigliamo di immergerlo in acqua, in questo modo. Io ho questa pentola lunga, ma va bene qualunque tipo di pentola, con dell'acqua bollente. Voi prendete il cotechino e lo infilate dentro quando l'acqua bolle. Passati 15 minuti, un quarto d'ora, con molta prudenza scolate l'acqua, tirate su il cotechino, dopodiché lo aprite con una forbice qua in alto, facendo molta attenzione a non scottarvi, perché ora il grasso che c'è dentro è un po' solido, però con l'acqua calda tende a liquefarsi, per cui veramente state attentissimi a non scottarvi. Oppure, per chi come me è un'appassionata del forno a microonde, più che per passione, perché per necessità, perché sono sempre in fretta, lo tagliamo con le forbici, ok? Quindi che lo versiamo in una scodella, così, con tutta la sua acqua, ok? Ci fate scendere ben bene anche questo, che è del grasso, è del tutto normale. Le clipettine che trovate all'interno del cotechino, queste qui,
sono delle clippettine che chiaramente non si mangiano, servono per chiudere il cotechino. Ne dovete trovare 2 in una ciotola qualunque che vada bene per il microonde. Olè. Lo mettete così, semplice senza aggiungere niente, 4-5 minuti e lui va. Nel frattempo facciamo il contorno, che è semplicissimo. Intanto il contorno col cotechino è buono qualunque tipo di verdura, qualche spicchio d'aglio, anche più di uno che mi piace, poi si mette a soffriggere appena e poi aggiungete le lenticchie. In questo caso sono precotte. Per quelle diciamo disidratate secche invece ci vuole solo un po' più di tempo, ma il sapore è eccezionale. Quindi che facciamo così. Se volete questa stessa operazione può essere fatta anche al microonde, perché io sono diventata la maga del microonde. Miscelate un pochettino e condite. Potete o soffriggere prima, ma in tal caso bruciate un po' più l'olio, quindi bisogna stare attenti, oppure cucinate tutto assieme. Personalizzazioni a chi piace, e a noi piace molto, ci sta bene un po' di piccante nelle lenticchie. Noi siamo un po' esagerati, ce ne ho messo uno intero. Oppure il pomodoro, o il pomodoro fresco, però poi dovete levare tutta la pellicina, se non ve la trovate in giro, oppure la passata di pomodoro, ne basta giusto un cucchiaio, al che voi cucinate tutto assieme e il contorno è pronto. Tra l'altro calorie praticamente pari a 0 e il sapore è ottimo per accompagnare proprio il cotechino. Questo qui, Murru 1965, è un assaggio a tutto, quindi serve per magari testare se un prodotto è cotto, per fare degli assaggini, e questo attrezzino serve per tirare su dalla pentola dell'acqua bollente gli spaghetti per vederne la cottura. È un aggeggio che abbiamo ideato per le nostre ricette. Sicuramente avrete notato questa cosa, che io qui ce l'ho intorno, qualcuno magari lo sa già anche cosa serve, io l'ho trovato su un giornaletto addirittura. È un raviolatore. Ma cosa c'entrano i ravioli? C'entrano perché qui, se ritagliamo dei dischetti di pasta da raviolo, al centro possiamo fare il ripieno dei ravioli proprio con l'impasto del cotechino, però adesso non ho l'impasto pronto della sfoglia per il raviolo, pertanto non lo faremo. Nel frattempo il cotechino sta andando, mancano 14 secondi, li facciamo fare tutti e poi siamo pronti per mettere il cotechino nel piatto. Passati pochi minuti il cotechino è pronto. Proprio nel frattempo che stiamo chiacchierando questo praticamente si è fatto da solo. Mamma che profumo buono, eccoci qua. A medaglioni anche irregolari, sono belli freschi, aiutano a rinfrescare il sapore del cotechino, poi sono decorativi e sono perfettamente in stagione. E poi eccolo qui il cotechino, dei bei pezzettini di carne di cotechino ben cotti, per nulla salato, ma molto saporito. Ed eccoti le lenticchie, sono dolci, lievissimamente piccanti, perché aiuta anche a lavare un po' la bocca, diciamo dalla parte più grassa del piatto. E chi le gradisce può anche metterci a finale e a contorno di tutto un velo di noce moscata che a me piace molto. Ecco qua, sopra il cotechino.
così appena porterete il cotechino alla bocca sentirete subito un ottimo profumo. Delicatissimo. Buon appetito.